Eccoci qua mister, la partita di esordio al Mecchia, finita 0-0. Che lettura dà la partita? Risultato giusto? Andiamo subito al sodo. Sì, risultato giusto. Primo tempo non vorrei trovare una parola brutta alla nostra prestazione del primo tempo, è stato veramente di pessimo livello. Non abbiamo fatto niente di quello che abbiamo provato in tutto questo mese e mezzo, abbiamo solamente lanciato in avanti la palla senza provare un fraseggio, senza prenderci un'iniziativa, veramente troppo poco per noi, anche per dare insomma, una qualità al gioco, è stato veramente fatto troppo poco. Però dobbiamo tener conto che c'è anche l'avversario in campo, è stato un buon avversario. Sì, però si può anche sbagliare, ma mettendo in pratica quelli che sono i dettami del mister. Il primo tempo è stata una partita a buttarla in avanti togliendoci le responsabilità e non va bene. Nel secondo tempo, anche grazie agli innesti, che sono, devo dire la verità, che la gente che entra qui abbiamo fatto sicuramente meglio, anche se paradossalmente abbiamo rischiato un'occasione clamorosa che avevano sbagliato sul rinvio sbilenco loro, si sono trovati davanti al portiere, per poco la perdiamo, però sicuramente chi è entrato ha fatto meglio, la squadra si è compattata di più, ha avuto anche un po' più di qualità. Nel primo tempo non c'è stata nemmeno qualità, penso che abbiamo sbagliato più palloni nel primo tempo che tutte le altre palle, le partite messe insieme, quindi non so se è stato l'effetto Portogallo campionato che su qualcuno ha inciso, però insomma dobbiamo impararci molto del primo tempo. E tanti cambi vuol dire che ancora in cerca di una formazione tipo base o non ci sarà una formazione base e si cambierà a seconda delle partite? No, io ho una rosa importante, quindi anche i giocatori che sono fuori sono all'altezza di quelli che giocano, quindi quando c'è qualcuno che magari ha faticato, sicuramente delle forze fresche in panchina per poter dare spazio a questi, insomma è tanto Favredde, Anna, Scroccaro, il ragazzino Zanin molto bene, no? Sono tutti giocatori insomma che ci hanno dato, no? dal primo all'ultimo secondo, quindi sì, ti ripeto, mi dispiace perché sono rimasto sorpresissimo dal nostro primo tempo, non riuscivo nemmeno a capacitarmi io, perché noi così male non abbiamo mai giocato finora, quindi sono rimasto veramente male. Il Portogallo in casa anche la stagione scorsa fatica sempre un po', comunque archiviando questa partita, domenica di nuovo al Mecchia abbiamo modo di recuperare, si proverà a vincere. Ma noi dobbiamo sempre a vincere, chiaro questo. Nota positiva rimane il fatto che continuiamo a non subire gol, prestazione di qualcuno dietro secondo me oggi è di altissimo livello, per cui insomma questa è una cosa buona, però è chiaro che non posso... Teniamoci il passaggio della Coppa che mi sembra che ci sia... Sì, però noi non possiamo vivere contentandoci, noi sbagliamo, se ci accontentiamo di qualcosa sbagliamo, noi qua dobbiamo macinare domenica dopo domenica e ti ripeto, dobbiamo avere più voglia di prendersi delle responsabilità perché giochiamo in una piazza importante, responsabilità importanti e quindi bisogna prendersi le responsabilità. Bene, grazie mister.